Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Braglia di Modena, Sassuolo e Nocerina di fronte per il primo atto del campionato B-Win edizione 2011-2012. Due realtà distinte, una più consolidata, il Sassuolo, e l'altra, la Nocerina, che torna dopo 33 anni a calcare un grande palcoscenico. Una vera novità di questo campionato dopo il salto triplo dalla Serie D in soli 23 mesi. Dirige l'incontro il signor Gavilucci di Latina. E sono proprio i campani che accendono una partita iniziata senza grandi occasioni per i primi 10 minuti e sugli sviluppi di una respinta della difesa del Sassuolo nasce l'invitante azione che porta al gol della Nocerina con Di Maio, il calcio d'angolo di Balzan, il palo di Catania e la rete di Roberto Di Maio all'11° minuto a freddare Pomini. Una rete senza dubbio che lascia tutta la squadra e allenatore compreso senza parole. Un avvio migliore non poteva essere per la squadra di Nocera inferiore. Il Sassuolo prova a reagire con un'azione sterile, la palla alta sopra la traversa e subito dopo 6 minuti con Longhi, velenoso il suo sinistro in ritardo, senza dubbio Gori che però riesce in extremis a smanacciare. Si complicano le cose per mister Auteri che perde l'esperto Bruno, lascia il posto a Massimiliano Marsili per un infortunio muscolare. 3 minuti più tardi, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, questa volta arriva il pari degli emiliani. Calcio d'angolo di Sansone, ottima la prova per lui sinora, stacco decisivo di Terranova. È un Sassuolo inarrestabile, prima al 33° con l'ex genoano Boaci, ben servito da Laribi, pennella così un sinistro chirurgico, quarto gol in 4 partite per lui e Sassuolo che vede la luce in una partita iniziata senza dubbio non sotto i migliori auspici. Al 38° Sansone approfitta invece di una svista della difesa per fare tap-in e siglare il 3-1 che ribalta come un guanto il match. Prima di andare negli spogliatoi ci prova Negro e poi Castaldo per la Nocerina. Ottimo Pomini che spegne ogni possibilità e manda la sua squadra negli spogliatoi confermando il parziale di 3-1. Si riparte come si era chiuso il primo tempo, ancora con Pomini, protagonista al 49°, salva ancora la sua porta sul destro dell'appena entrato Marsili. Un po' di delusione per i 400 tifosi della Nocerina accorsi al debutto della squadra campana. I toni si abbassano, il Sassuolo abbassa il ritmo. Troiano prova il tiro al 72°, alto sopra la traversa e 2 minuti più tardi Sansone ha la possibilità di fare il poker ma sciupa il ghiotto assist dell'appena entrato Marchi. Buona la prima per il Sassuolo, ampiamente convincente la prova degli uomini di Pea, avvio difficoltoso invece per la Nocerina che esce comunque a testa alta dal Braglia in attesa del neoacquisto Lorenzo Del Prete.